90, nel 94, nel 95 ad altissimo livello. Proprio il 95 ha siglato il suo campionato assoluto in sella Mayday, cavallo con il quale si è imposto anche nel Gran Premio Roma, la prova più prestigiosa a livello individuale del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Bologna è nato nell'agosto del 1960 a Reggio Emilia, ha partecipato ai Giochi Olimpici di Atlanta e a 3 edizioni dei campionati del mondo. 3 volte presente anche alla massima rassegna continentale. 4 i secondi di penalità, il totale di 74 secondi. Era velocissimo Bologna, 74 e 80. Si inserisce in seconda posizione alle spalle di Andrea Bassan. Era certamente il più veloce, pesa sulla sua prestazione l'errore compiuto in sella a Le Conti. Comunque Arnaldo Bologni, c'è da giurarlo, sarà uno dei protagonisti fino alla giornata conclusiva di questo criterium. Per il momento, se vogliamo trasformare i tempi in penalità, a 0 troviamo appunto Andrea Bassan. Adesso tocca a Carolina Natrici con Puissance, baio di origine olandese di 12 anni. Carolina Natrici, nata nel settembre del 1984. Nel 2007, proprio con Puissance, quarto posto nel criterium che si è disputato a Busto Arsizio. Un'ottima gara per Carolina Natrici che chiude il tempo a 0. è notevole, 70 e 77. Si porta al comando. Classifica provvisoria per lei in sella Puissance, 70 secondi. Riesce a scavalcare Andrea Bassan di quasi 3 secondi, migliore il suo tempo. Dunque al comando Carolina Natrici con Puissance. Adesso tocca a Gianmarco Panini che monta Salermo, un cavallo dal mantello Sauro di 10 anni e di origine olandese. Panini è nato nel giugno del 1989, molto intensa la sua attività nel 2009, stagione in cui è riuscito a ottenere la vittoria in una categoria a tempo nel concorso internazionale di Arezzo. Al termine di questo percorso un breve stacco pubblicitario, intanto c'è errore, poi l'opzione ha scelto, come quasi tutti gli altri, la via più difficile. Si arriva alle tavole superate, parte intermedia del tracciato ora, con la gabbia non ci sono problemi. Ancora un ostacolo per Panini che va ad affrontare l'Oxer sul fosso, c'è errore,
93,25 il suo totale, 93,25. Ora un breve break pubblicitario. 93 secondi e 25 il risultato per Salerno e Gianmarco Panini. Ora il 14° concorrente in gara è Matteo Fantozzi in sella Costelli, gara numero 122 di Messina. Dunque classifica provvisoria che vede da poco Carolina Natrici al primo posto con in sella Puissance con 70 secondi e 77. La seconda posizione è Andrea Bassano su Leonardo Duplessis con 73 secondi e 43. Il terzo posto di Arnaldo Colombo sulle Conti con 74 secondi e 80. Allora, era un falso allarme, niente pubblicità per il momento, e seguiamo il percorso di Matteo Fantozzi che monta Costelli, un altro sauro, origine tedesca, di 16 anni. Fantozzi è del marzo del 1979. Ha richiamato alla massima attenzione su quella combinazione il proprio cavallo. Cavalieri sotto la giacca abituale, sopra la giacca abituale, hanno la possibilità di indossare un impermeabile, anche se per il momento non sta piovendo, qualche goccia, però tutto sommato condizioni accettabili viste le premesse, ma c'è il rifiuto di fronte alle tavole. Perde secondi preziosi Matteo Fantozzi, che ritorna sui propri passi, va a superare questo dritto sempre insidioso. Ora la gabbia, qui bene. Tutto sì. No. Dimmi se... Purtroppo c'è l'errore anche sull'ultimo ostacolo, dunque il totale è di 89,96. Un percorso tutto sommato più che discreto, però quel problema, quella riottosità in prossimità delle tavole, pagata a caro prezzo. Adesso tocca a Marianna Gandoglia, che monta Sudan van den Padepoel, cavallo sauro di origine belga di 14 anni. Questa amazzone giovane che non ha un curriculum eclatante, per la verità, che quindi cercherà di mettersi in luce in questa manifestazione, dove tra l'altro sono presenti alcuni fra i migliori cavalieri italiani. Se la cava egregiamente sulla doppia gabbia. E adesso sulla bagnaia anche un timido squarcio di azzurro, però dobbiamo dire che i nuvoloni non se ne sono andati assolutamente. In sequenza due errori piuttosto importanti, ostacoli affrontati malamente che possono aver un po' disorientato Sudan. La seconda delle due combinazioni, qui bene. Rimangono 8 per il momento le penalità. Due errori. 90 e 17. 90 secondi e 17
90,17, 82,17 il tempo, più 8 secondi di penalizzazione come è previsto da questa tabella C. Le nostre telecamere tornano su probabilmente uno degli errori di Marianna Gandoglia, bellissima amazzone, che ora lascerà spazio a Francesco Corsi con Prince Cordor, un paio di origine tedesca di 8 anni, dunque cavallo molto giovane. E vedete anche il cap, il casco di un colore particolare, devo dire binomio piuttosto elegante. Il cap del cavaliere che fa pandan con il cuffino del suo cavallo. Francesco Corsi ha 29 anni, è nato nel marzo del 1980, ha partecipato ai campionati europei Young Riders, quarto a livello individuale nel 2001, quinto con la squadra a Gijón. Nel 2009 un'attività molto intensa, alcuni piazzamenti ottenuti in prevalenza ad Arezzo, a Sanremo. Sono 4 le penalità, 85 secondi e 33. Il suo totale è di 85,33. Un'occhiata anche alla classifica provvisoria, al comando Carolina Natrici, Puissance 70 e 77, in seconda posizione Andrea Bassan, Leopold Duplessis 73 e 43, in terza posizione Arnaldo Bologni Leconti 74 e 80, al quarto posto Andrea Franchi Carlsberg 78 e 56, in quinta posizione Alberto Dari con Acorantus 81 e 26. Alberto Dari, che era stato il primo a scendere in campo in sella ad Acorantus. Ora con il numero 126 di testiera Cruisella, una femmina dal mantello grigio di origine irlandese di 10 anni, montata da Andrea Bartoletti. Bartoletti respira in qualche modo aria di casa, è grossetano, nato nel 5 agosto del 1980, ha partecipato a diverse edizioni dei campionati continentali Young Riders, miglior piazzamento un nono posto a livello individuale. Quinto nel Criterium 2006 ad Arezzo con Viper Finn. Già 3 successi in questa stagione, 2 ad Arezzo, 1 a Sanremo, 2 categorie a tempo, una a fasi consecutive. Ha già commesso il suo errore, conclude 82 e 80, 86 e 80 il suo totale. 86 e 80, vi ricordo che ogni errore significa un surplus di 4 secondi sul tempo impiegato. Al comando Carolina Natrici, Puissance 70 e 77. Concorrenti che hanno affrontato il percorso disposto in campo da Francesco Bazzocchi e da Paolo Rossato. In questo tipo di gara, per assurdo, potrebbe anche andare al comando un binomio che ha commesso un errore rispetto a un altro più lento,
che invece ha ottenuto il percorso netto. È un'eventualità abbastanza inconsueta, però potrebbe anche accadere. Certamente non sarà semplicissimo scendere sotto il muro dei 70 secondi. Ora Luca Rosi che monta a Goya della Florida, un maschio dal mantello Sauro, ha 11 anni. Sceglie per l'opzione più difficile, più impegnativa, ma c'è errore. Ora le tavole, cerca di mantenere un ritmo sempre sollecito. Rosi che si avvia alla parte conclusiva del percorso, avendo già superato la seconda delle due combinazioni previste. Ultimo ostacolo, 78,66 il suo totale. Ed era stato veramente veloce, senza quei due errori si sarebbe portato di poco ma al comando. E comunque per loro arriva un pregevole quinto posto alle spalle di Carolina Natrici, Andrea Bassan, Arnaldo Bologni e Andrea Franchi. Quinta posizione per Luca Rosi e Goya della Florida. Adesso Francesca Pellegrinelli che monta Libanon, un baio di origine tedesca che ha 13 anni. Alla ricerca del suo primo risultato di rilievo nella stagione, Francesca Pellegrinelli ha superato i primi 3 ostacoli, si è lasciata alle spalle la triplice, ora la doppia gabbia affrontata con grande grinta. C'è errore, il primo del suo percorso, 4 secondi da aggiungere al tempo. Vediamo che strada sceglierà la Mazzone, quella più impegnativa. C'è errore e attenzione perché i direttori di campo solitamente inseriscono le tavole che rappresentano un'insidia notevole in un punto strategico del percorso, ostacolo molto delicato. Siamo già a 12. Sarà alto il totale di Francesca Pellegrinelli che va ad affrontare l'ultimo Oxer su fosso, 84 più 12, 96 e 43. Sono 12 i secondi. E fin da questa prima giornata nel criterium si farà selezione, ci sarà un divario importante fra il primo che verrà trasformato in un rotondo 0, il suo bottino. Da domani si parlerà in termini di penalità, mentre vedete anche visualizzata con la grafica la classifica provvisoria comandata da Carolina Natrici in sella a Puissance 70 e 77. Ora Pietro Borgia che monta Indien du Perron, cavallo di origine francese, 13 anni. Altri vincitori del criterium di secondo grado nel 2001 proprio alla Bagnaia: Stefano Fertitta con Illinois, nel 2002 Gorla Minore Luca Fontanella con Remanso, nel 2003 i Pratoni del Vivaro Giovanni Consorti con God Save Villers, ancora ai Pratoni l'anno seguente Paolo Mencolini con Pirolino.
sempre ai Pratoni nel 2005 Lorenzo Toscano con Athletic Lord, nel 2006 ad Arezzo Giampaolo Cinti con Fandango, nel 2007 a Bustarsizio Vittorio Cavalieri Marisol, lo scorso anno, come già ricordato, Bruno Chimirri ad Augusta in sella Lucky de Reverdy. È ottimo questo percorso, attenzione al cronometro, bene anche sull'ultimo ostacolo, 69 e 31. Si porta al comando. 69 e 31. Dunque ha battuto anche il muro dei 70 secondi. È il primo a farlo Pietro Borgia con Indien du Perron. Classifica in continuo divenire, naturalmente i cavalieri che sono entrati in campo per primi non avevano punti di riferimento a loro disposizione, avevano una sola strategia, quella di pigiare sull'acceleratore fin dal primo metro. Gli altri hanno potuto approfittare dei percorsi degli avversari e ne ha fatto tesoro Pietro Borgia, che si è portato al comando con 69-31. Adesso Federico Colombari che monta Jusan Cat, un cavallo dal mantello Sauro di origine francese di 12 anni. Intanto avevo parlato di uno squarcio d'azzurro che resiste, in effetti, però abbiamo sentito anche dei tuoni minacciosi, per il momento una pioggerella sottile. Non sono abbastanza esperto per dirvi se il vento, che non è molto consistente per la verità, porterà i nuvoloni proprio sulla bagnaia o li allontanerà dal campo di gara, ed è quello che naturalmente ci auguriamo. Federico Colombari, Jusan Cat, per ora un errore e poi arriva il rifiuto nella parte conclusiva del percorso. Ovviamente una perdita di tempo enorme, si torna sui propri passi e poi si va ad affrontare l'ultimo segmento. Boxer su fosso, siamo già oltre i 90 secondi, arriva il secondo rifiuto e dunque l'eliminazione per Federico Colombari. E intanto ci ha raggiunto in postazione, di questo lo ringrazio, Natale Chiaudani, protagonista assoluto dell'ultima edizione recente dei campionati europei di salto ostacoli che si sono disputati a Windsor. Uno storico argento, una storica medaglia d'argento per la nostra squadra, e il cavaliere piemontese fino all'ultima giornata era addirittura in testa alla classifica. Natale, intanto complimenti, perché hai regalato insieme a Bucci, Donofrio e a Juan Carlos Garcia un'emozione dal sapore sconosciuto a tantissimi appassionati. Grazie. Vorrei che partissimo proprio da lì. La nostra equitazione aveva attraversato un periodo di turbolenza e anche di risultati molto magri, poi sono arrivati dei risultati molto confortanti, la vittoria nel Global Tour di Gianni Govoni, poi il successo della squadra Ixted e poi il vostro splendido a Dublino, scusami, e poi il vostro splendido argento a Windsor. Ma ti devo dire che era un po' che questo risultato covava. In realtà le uniche due volte che i quattro binomi più in forma del momento si sono trovati assieme sono stati appunto Dublino e Windsor. Lo spirito di squadra c'è sempre stato, grazie a Emilio Puricelli che lo ha coltivato dall'inizio dell'anno. Devo dire che abbiamo avuto anche i complimenti della Jessica Chesney a Rotterdam, perché dice che una squadra così affiatata non si vede mai, né in questo sport né probabilmente in altri. Una squadra senza gelosie, anche se a Rotterdam c'erano qualche cavaliere diverso eccetera, ma il gruppo di una decina di cavalieri che
comunque al di là dei cavalli più o meno in forma sono sempre stati amici e sono sempre stati bene insieme. Questa è una cosa importante. Quando poi si sono trovati i 4 binomi giusti al momento giusto, per 2 volte hanno fatto centro. E per giusti intendi un cavaliere che monta e Il cavallo giusto, è un cavallo in il cavallo condizione. in condizione buona, il cavallo abbastanza buono per sostenere queste gare che sono addirittura infernali, perché ho guardato simpaticamente l'altro giorno la differenza fra un campionato d'Europa e un altro. A volte per un direttore di campo che pensa di fare una cosa un po' particolare eccetera, a Mannheim, campionati in Germania che non possiamo pensare siano stati facili 2 anni fa, ci sono stati 11 doppinetti nella Coppa delle Nazioni e a Windsor uno solo, il mio per un caso, non perché voglia vantarmi di questo, no, ma non tanto un caso, insomma. no, la cavalla era molto in forma e ha affrontato Aveva questa saltato gara bene. benissimo anche alla ball. Sì, è saltata benissimo alla bolla, è quarta Gran Premio Roma, è tutto l'anno che un risultato diverso lo Ecco, ti interrompo un attimo Natale, perché non vorrei togliere nulla ad Antonio Sanfelice, che abbiamo visto concludere il suo percorso senza errori in sella a Zarin, un tempo piuttosto alto, 80,13. Intanto Silvia Zucca con Golden Lady Z, una cavalla dal mantello Sauro di origine belga di 11 anni. Scusa l'interruzione. E niente, la Coppa delle Nazioni era veramente un percorso difficilissimo. Questa doppia gabbia, che erano in pratica 2 laghi collegati da un torrente, forse mancavano solo le trotte, un pescatore a mosca e poi c'era di tutto, e ha messo veramente a fine percorso a dura prova la potenza, la bravura, la gentilezza, la disponibilità dei cavalli, perché è stato un po' il punto chiave, il punto critico. Ecco Natale, adesso sta cominciando a piovere con maggiore intensità, vorrei chiederti se per i binomi in gara in queste condizioni la situazione si complica rispetto agli altri. Diciamo che questa è una discreta intensità, non è ancora una cosa che preoccupa molti cavalli, ma i cavalieri si preoccupano di più dei cavalli in questi casi, capito? Tra l'altro tu gareggi con gli occhiali, quindi per te ci vorrebbe una specie di tergicristallo. No, io gareggio con gli occhiali perché ho veramente tanta sensibilità alla luce del sole, in questi casi no. E qui di sole non ce n'è proprio. Abbiamo visto il rifiuto alle tavole che sono collocate in una posizione strana, un po' strana, infatti ci sono stati diversi rifiuti. Fra l'altro i vari binomi quasi tutti scelgono l'opzione più difficile sul numero 8 e arrivano ad avere una girata non proprio agevole. È la gara che è fatta così, questa gara è fatta per delle traiettorie difficili e per riuscire a risparmiare del tempo. Silvia Zucca chiudono con 16 secondi di penalità. 13 e 32 il totale per Silvia. È una gara che va un po' effettuata così, scegliendo le traiettorie interne e senza esagerare. Non bisogna, questa gara non è necessario vincerla per vincere un campionato, però è necessario farla con una discreta marcia, scegliendo le traiettorie interne. Perché? Perché eventualmente un errore è comunque, se uno è un po' veloce, un po' rapido, fa il tracciato più breve, anche se commette un errore comunque può stare nelle parti alte delle classifiche. Chiodani, parliamo un po' del campionato italiano assoluto. Tu sei andato vicino alla vittoria ai tempi del grandissimo Reingold de Luynes, Ariane Dautieu, però non sei mai salito sul gradino più alto. Quest'anno? Non lo so, quest'anno non lo so. Dai, sbilanciati. Sei qui Ma per cosa vuoi che vincere? mi sbilanci? Ma io sono sempre, vado al concorso per vincere. Il giorno che non mi sento più in grado appenderò gli speroni al chiodo e aiuterò gli altri, perché è una cosa che mi piace fare. In campo Valentina Lascialfari con Gimli, che è un cavallo di origine tedesca di 11 anni. Già 4 penalità a carico, che significano 4 secondi di penalizzazione da aggiungere al tempo complessivo del binomio. Una tabella C, ve lo ricordo ancora una volta, al comando con 69 e 31 Pietro Borgia, il più veloce senza errori sugli ostacoli. Trovo che è un percorso giusto, le altezze non sono proibitive, costringe a montare bene, pensare sempre alla traiettoria giusta per i propri cavalli da percorrere sul terreno, che è la cosa più complicata di questo sport, al di là della distanza
di stacco da terra, che quello è facile per tutti pensare che sia una difficoltà, perché alla fine è quello che è la stessa difficoltà che ha il saltatore in alto e in lungo, la distanza di stacco per l'ostacolo, capito? Al di là di questo, la cosa più importante è il tracciato che tu fai per terra col tuo cavallo, deve essere il più armonioso possibile. A quel punto il tuo cavallo ti può aiutare anche se una distanza non è perfettamente buona. Seguiamo l'ultimo salto intanto di Valentina Lascialfari con Gimli, 93 e 24, ma ci sono 4 errori sugli ostacoli, 109 e 24 il suo totale. Sono 16 le penalità ai secondi. 109 e 24, adesso toccherà a Matteo Zamana con Mikado di Murier. Chiaudani, tu hai detto che l'argento di Windsor covava, magari fra voi pensavate di ottenere un buon risultato, però credo che neanche voi aspettavate un No, ma io quel risultato giorno ho del detto a genere. tutti che noi Sì. abbiamo perso l'oro, perché eravamo Sì, è vero. tanto vicini a loro. Bastava un errore in meno di Bucci. Povero Bucci, non è povero. No. Bucci ha avuto l'oro in mano perché era Sì, davanti esatto, all'ultimo salto. esatto. Però fa ancora più impressione se vedere monta un po' l'errore meno, all'ultimo se monta ostacolo. un po' meno bene, perché ha montato veramente bene, veramente come è scritto sui manuali, ma il suo cavallo aveva fatto una tale bella cosa nella doppia gabbia, un tale esercizio ginnico, che tra la doppia gabbia e l'ultimo salto secondo me era già con la testa nel box e lui doveva veramente fare una cosa forse poco Ma io volevo farti un'altra domanda. Qualcosa di buono l'aspettavate, però vorrei che dicessi agli appassionati quello che hai provato quando sei salito su quel podio. Mi pare di aver visto in tribuna anche tua figlia, se non Sì, sbaglio, quindi è stata un'emozione grandissima, perché diciamolo francamente era una vita che la nostra squadra non otteneva ma è un lo risultato stesso, del eravamo così genere. vicini. Quello che ho provato, se vuoi che te lo dica sinceramente, è che ero incazzato, perché non la si nostra dice era in la medaglia TV. d'oro, è così. Era il momento di vincere quella buona. E Questo per una significa serie di che abbiamo combinazioni- cambiato mentalità. Un argento sì, che è un risultato sì. straordinario per la nostra equitazione, è poco rispetto a quello che si in poteva vincere. In quel momento lì è stato per una sbavatura, non c'era quella giustissima medaglia. Che argento è stato? Abbiamo battuto squadroni come Sì, la pure. Germania, come l'Olanda, campione del mondo ed Europa in carica, altre squadre fortissime. Vabbè. Abbiamo battuto un sacco di squadre, perché quel percorso è stato veramente, penso, la Coppa delle Nazioni più difficile che ho saltato nella mia vita, come per me e per tante persone. È stato veramente, il direttore di campo si è sfogato, ha litigato con la moglie, ha fatto colazione male al mattino, non so, ha costruito veramente un percorso veramente difficile. I cavalli non avevano modo di riprendere tra uno sforzo e l'altro, e c'era veramente poco tempo sempre per recuperare un po' le fatiche, e la doppia gabbia, che è stata veramente il tallone d'Achille della competizione, arrivava all'ultimo, il penultimo salto, quando i cavalli erano veramente provati, in una distanza non buona dal verticale che era vicino alla porta, una distanza falsa, e quindi è stata senz'altro una complicazione. Il 31enne Matteo Zamana ha concluso in 81 e 39, adesso tocca a Lorenzo Attili che monta Thomas, un sauro di 9 anni di origine olandese. Tra l'altro un pizzico di orgoglio personale, perché essendo alessandrino non posso che avere ammirazione e grande simpatia per un cavaliere nato in provincia di Alessandria, a Tortona, come Chiaudani. E intanto qui c'è un fuori programma con la caduta da parte di Lorenzo Attili, è caduto male anche Thomas, nessun danno apparentemente per il cavaliere, mi è sembrato un brutto scivolone soprattutto per il cavallo, ma non mi pare di riscontrare zoppie evidenti, dunque si riprosegue. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. L'ostacolo è stato affrontato non certamente nel migliore dei modi e non mi sembra che per il momento il terreno sia particolarmente scivoloso. Un'ultima domanda a Natalia Chiaudani, che poi deve tornare a sbrigare le sue faccende, perché da domani sarà protagonista degli assoluti qui alla Bagnaia.
Allora, dobbiamo considerare, secondo questa nuova mentalità, l'argento di Windsor come un punto di lancio, un trampolino e non un punto d'arrivo. Ah, sicuramente, se no è finita l'idea dello sport, eccetera. Quindi diciamo che purtroppo non siamo in Super League e dovremo fare un lavoro un po' separato fra i cavalli che pensiamo siano in grado di fare il campionato del mondo, che non dovranno saltare delle Coppe delle Nazioni su terreni un po' banali, eccetera eccetera, ma dovranno essere conservati per fare quella cosa lì, e degli altri cavalli giovani che comunque dovranno battersi, dei cavalieri giovani che dovranno battersi per cercare di vincere questa seconda liga, per cercare di rientrare. Sì, ovviamente il problema del ricambio dei cavalli non è più soltanto una cosa italiana, perché vedo che anche le formazioni più forti, quando non dispongono dei loro migliori saltatori, possono passare dal primo al nono posto con molta semplicità. Intanto vedete come è stata un fattore, una promessa da parte di Natale Chiaudani: vogliamo vincere la Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena. Sì. È ora. Sì. Ma alla fine anche quest'anno, se il risultato del Gran Premio Roma si fosse ribaltato il venerdì, se non a vincere saremmo arrivati molto vicini. Per carità, ma dico, non si va da nessuna parte. Ma su un percorso più difficile, perché il Gran Premio Roma è un percorso più difficile della Coppa delle Nazioni. Il Gran Premio dello Xio è sempre più difficile della Coppa delle Nazioni. Quindi abbiamo fatto, con un giorno di ritardo abbiamo trovato più la forma, eccetera, e comunque non c'erano i binomi in quel momento, i 4 migliori non erano insieme, hai capito? Quindi c'è stato... Sì, ma tutto lì il segreto. Il segreto perché è di imbastire una squadra forte meno gare, è abbastanza facile, però la cosa difficile è che tutti e 4 i binomi arrivino a quell'appuntamento al massimo della condizione. In modo che tu hai la possibilità di scartare in un giro uno, in un giro quell'altro, se no c'è sempre uno che comunque sai a priori, se no è come se tu parti in 3, perché sai che uno arranca, hai capito? Sì. Nel modo più assoluto questa è l'unica verità delle Coppe delle Nazioni. Non è così difficile se arriveremo, abbiamo voglia di farlo e insomma l'abbiamo abbastanza dimostrato in quest'estate bella. Splendida, e ancora complimenti dunque a Natale Chiaudani, alla sua Seldana e agli altri compagni di avventura per il posto d'onore al campionato continentale di Windsor. In bocca al lupo anche per gli assoluti che ti vedranno protagonista da domani. Continuiamo a seguire questo criterium. Grazie Natale. Ora Gino Bettella con Rayon di San Patrignano, un cavallo di 10 anni dal mantello Sauro. Adesso le condizioni si fanno più problematiche. 73,60 è una gara ottima, 73,60 che inserisce Gino Bettella e Rajon di San Patrignano in quarta posizione. Al comando Pietro Borgia, Indien di Perron, 69,31. In seconda posizione Carolina Natrici, Puissant, 70,77. In terza Andrea Bassan, Leopoldo Duplessis, 73,43. In quarta, lo abbiamo appena detto, Gino Bettella, Rajon di San Patrignano, 73,60. Breve stacco pubblicitario. Sei sicura che sarà una sorellina? Sì, Anastasia. Sei contenta? Sì, ma lei lì nel pancione cosa mangia? Farà colazione, come la facciamo noi? Tieni. È per me? È per te e per lei. Così sa già che le vogliamo bene. Latte fresco, miele e pan di Spagna insieme diventano Kinder Fetta al latte. Kinder Fetta al latte, più semplice di così. Vivident Cube. Long-lasting freshness. Cosa voglio a casa mia? Sempre qualcosa di speciale, come la Vodafone Station, che mi dà quello che nessuno mi ha mai dato. ADSL, telefono fisso, e da oggi mi ricarica perfino il cellulare. Come si fa a non amarla?
Papà, posso spiegarti tutto? Se oggi scegli Vodafone Station, la DSL ti regala fino a 20 euro di ricarica sul tuo cellulare ogni mese per 6 mesi. Chiedi a Vodafone. Anche a casa scelgo Vodafone. Bravo Paolo, bravo, grazie. Luca Minorini su Coronata in campo, numero 131. Nuovamente in diretta dal campo ostacoli della Bagnaia in provincia di Siena, giornata inaugurale del Criterium di secondo grado. Ha terminato il suo percorso Alessio Albano in sella Luce della Florida, 84,19 il suo totale, con 2 errori sugli ostacoli. Ora Luca Minorini che monta Coronada, una femmina di 9 anni di origine tedesca. Luca Minorini, nato a Varese nel giugno del 1977. Continua a piovere, anche se a occhio direi con minore intensità rispetto a qualche minuto fa. Sempre al comando Pietro Borgia con Indien du Perron, miglior totale 69,31, ovviamente senza errori sugli ostacoli. Domani seconda prova del Criterium e inizio degli assoluti. Assoluti ospitati per la 4ª volta dalla Bagnaia. Errore anche sull'ultimo ostacolo, sono 8 i secondi di penalità, 97,12 il totale di Luca Minorini. Con 12 secondi di penalità. Attenzione, una comunicazione importante per i concorrenti. Adesso Marco Marmont su Ozon dell'Eribus, una femmina di origine svizzera di 11 anni. Che non consentiranno al termine della gara stessa, quindi oggi, se viceversa al momento della premiazione le condizioni atmosferiche. Marco Marmont, nato nell'aprile del 1970, cavaliere di buona esperienza, nel 2009 ha ottenuto diversi piazzamenti, un terzo posto a Sanremo in una categoria a tempo, una piazza d'onore ad Arezzo in una categoria mista, sempre con il cavallo che monta in questa circostanza, la cavalla che monta in questa circostanza, Marco Marmont. Tempo da battere, lo ricordo, 69,31, tempo stabilito da Pietro Borgia in sella Indien du Perron, unico sotto i 70 secondi. Condizioni atmosferiche davvero imprevedibili, c'era stato un momento di tregua, adesso ricomincia a piovere forte. Abbiamo sentito in precedenza Natale Chiaudani dire che finché le condizioni del terreno sono soddisfacenti non ci sono eccessivi problemi per cavalli e cavalieri, però evidentemente più piove e maggiori sono i rischi per i vari binomi. Sempre possibile uno scivolone, poi anche la visibilità, diciamo, non è proprio ottimale. Un errore per il momento da parte di Marco Marmont, che va ad affrontare l'ostacolo numero 12 gli ostacoli ma 15 salti da effettuare, 2 combinazioni previste dal direttore di campo Pier Francesco Bazzocchi. 89,28. E adesso è un vero e proprio nubifragio sulla Bagnaia. Il regista Gambuti, che guida le telecamere dell'esterno di Bologna, ci ripropone l'errore di Marco Marmont. È già pronta intanto Lucia Vizzini con Quintarò,
non so se aspetterà un attimo prima di riprendere, in attesa che le condizioni atmosferiche e in effetti la giuria le consente di attendere, se non una schiarita, almeno che la pioggia cali di intensità. Un plauso anche agli operatori della nostra esterna che stanno lavorando in condizioni difficili. Adesso uno scroscio d'acqua arriva anche nella nostra postazione perché è accompagnata da un vento fastidioso. Tutto previsto, d'altronde tutti gli annunci meteo di ieri parlavano chiaro, condizioni di maltempo praticamente su tutta la penisola. Ricambiamo il saluto, bella questa immagine con l'acqua che non è quella del Auxerre su Fosso, ostacolo numero 12 di questo percorso, ma è l'acqua della riviera, che è un ostacolo che verrà collocato su uno dei percorsi dei prossimi giorni. C'è una sospensione, non sappiamo quanto durerà, d'altronde è assolutamente difficile capire i capricci di Giove Pluvio. Adesso piove davvero forte, quindi sarebbe impietoso mandare in campo un binomio, anche perché le condizioni di partenza per gli altri concorrenti erano state certamente più agevoli. Dunque non si potrebbe in questo caso gareggiare ad armi pari. Approfittiamo per rivedere la classifica provvisoria con Pietro Borgia al comando, 69-31 in sella Indian du Perron, seconda posizione Carolina Natrici, Puissance 70-77, al terzo posto Andrea Bassan, Leopold Duplessis 73-43, in quarta posizione Gino Bettella, Rajon di San Patriano 73-60, poi in quinta posizione Arnaldo Bologni con Le Conti 74-80. Chiedo al regista Roberto Gambuti se abbiamo la possibilità di mandare in onda il secondo break pubblicitario. In effetti è così e dunque ci sentiremo fra breve. Vi va un crodino prima di cena? Volentieri. Sì, grazie. Sono stressatissima. Pensa che il dottore ha detto che dovrei andare almeno 6 mesi ai tropici. Dai, e tu dove la porti? Da un altro dottore. Aiuto. Voilà! Crodino l'analcolico biondo fa impazzire il mondo. E che ho detto? Lo spirito è senza tempo. Può attraversare l'universo in un attimo o trasformare l'attimo in universo. Lancia Delta Executive, la potenza e lo spirito. Vuoi spezzare la fame? Oggi c'è Tronchi, il bisco wafer! Il bisco wafer sembra un wafer, ma molto più ripieno. Sembra un biscotto secco, ma non è asciutto! Il bisco wafer sembra uno scherzo della natura, Ma come gusto non scherza per niente! il bisco wafer sembra Tronchi, Perché è Tronchi! un capolavoro di nocciole, un'opera d'arte di cacao. Hai capito cosa nasconde Tronchi? E tu sembri brutto! E invece Sei bruttissimo! Tronchi, l'unico bisco wafer! Bene amici all'ascolto, qui alla Bagnaia come vedete a queste immagini è inverno pieno, continua a piovere con discreta intensità, la gara è stata sospesa. Al comando di questo criterium c'è
Pietro Borgia con Indien du Perron 69-31 il suo totale. A questo punto pregherei la regia di Roma di proporre a voi ascoltatori un programma che in gergo tecnico si chiama riempitivo. Vedrete alcune immagini di sport, poi richiederemo la linea dalla bagnaia non appena la gara potrà riprendere. A fra poco dunque la linea a Roma.